Allora, ci ha lasciato il senatore ma deve assolutamente partire, quindi continuiamo il nostro giro di interventi stando sempre su questo tema. Silvia Nizzetto, che ha preso il posto logistico del senatore, anche se è di Indipendenza Veneta, non c'entra niente col PD, so che doveva intervenire. Sì, io volevo intervenire in merito intanto a un discorso che ha fatto il signore qui davanti, il nuovo consigliere, dicendo appunto che Indipendenza Veneta è un voto di protesta. Allora dico, se il voto di protesta è il nostro, la vedo sinceramente molto dura la questione, nel senso che la gente che ha votato Indipendenza Veneta, sinceramente, forse sono quelli proprio che sono più convinti di quello che vogliono. Abbiamo un sondaggio di marzo di quest'anno che ha mostrato che il 58% delle persone venete alla domanda vuoi che il Veneto diventi una repubblica sovrana ed indipendente, cioè se ci fosse un referendum sull'indipendenza avrebbero risposto sì. Allora credo che questo giustifichi non il voto di protesta, ma giustifichi persone che siano sinceramente convinte di quello che vogliono. Ma stiamo parlando di acqua fritta però, di aria fritta. No, l'aria fritta secondo me, gliela posso dire qual è? È l'aria fritta di quella che io sento in campagna elettorale da 20 anni e alla fine la gente che urla nelle strade è sempre la stessa, cioè sono le mamme, sono tutti i papà famosi che non riescono a mantenere i loro figli e sono tutti quei giovani che tutti vediamo sotto gli occhi partire ed andare via. Dopo facciamo strumentalizzazione sul discorso degli immigrati e sappiamo benissimo che è un problema enorme ed è un problema di cosa? Di una politica che non riesce a risolvere i problemi perché non dà soluzioni. Chi era seduto qui prima di me giustamente ha detto, e mi sono segnata, la politica deve dare soluzioni. Io credo che il problema della politica, e lo vediamo dall'astensionismo, è che le soluzioni non le dà da solo parole, che è quello che avete detto tutti. Tutti parlano ma nessuno dà le soluzioni. Indipendenza Veneta è l'unica che ha come concetto cosa? Il pragmatismo, basato su cosa? Su un ideale prima di tutto. E questo cosa richiede poi? Richiede una soluzione, cioè dare risposte. Ma l'ideale non dà da mangiare. Risposta. No, l'ideale dà da mangiare sì. Perché quando io mi trattengo 21 miliardi 21 milioni, sì, sono 21 mila milioni di euro nel mio territorio ogni anno, che invece vanno al di là di tutti quelli che poi noi versiamo e che tornano indietro, okay, nel territorio. Questi sono tutti soldi che vanno nelle inefficienze. Allora se io do questi soldi alla gente che abita qui, mi perdoni che non è aria fritta, l'aria fritta è quella che mi parla di sì, io farò questo, io farò l'altro, io metterò i soldi qui piuttosto che lì, però poi sappiamo che la copertina è grande così e che il mare è enorme da coprire. Allora quella è la risposta che io chiamo aria fritta, perché alla fine quando non ci sono le risorse, di cosa mi state parlando? La gente che non ha il lavoro vuole il lavoro e quando mi parlate degli immigrati, gli immigrati sono la dimostrazione di cosa? Di un sistema che non funziona, di un'Italia che non ha una forza su nulla, né qui né in Europa, perché lo vediamo, non riusciamo a portare a casa quei famosi 2 marò poveretti che sono ancora lì presi in quelle condizioni, ormai non conto neanche più gli anni, perché non ci sto più dietro. Al di là di quello, lo sa che un Veneto indipendente avrebbe invece di 6 rappresentanti in Europa ne avrebbe il doppio ed un commissario. Lei provi a pensare il valore che potrebbe avere. Io non ce l'ho con il Veneto indipendente, ce l'ho che non funzionerà mai, perché l'Italia è una e indivisibile. Lei mi parla di Marò, sta parlando di 2 cittadini italiani, non 2 cittadini veneti. Si vada a informare sull'indivisibile, sinceramente. Qui forse deve farsi un esame, deve andare a vedersi qualcos'altro prima di parlare di quello che non sa. Se vogliamo parlare di storia, sono pronto a parlare di storia, probabilmente qualcosina potrei anche insegnarglielo. Come politica in queste regionali la parola autonomia è entrata dentro da destra a sinistra, dimostrazione prima che non c'è più destra e sinistra perché la politica non è più qui ma ormai viene fatta dai commissari lì su. Ma la parola autonomia viaggia sulla bocca di tutti, l'abbiamo vista in listarelle di tutti i tipi, che infatti la gente non sapeva più cosa votare perché tanto è uno specchietto per tutti quanti e questa è la credibilità. Quando lei mi parla di autonomia e abbiamo un governo che ha appena tolto 20 voci in capitolo di materia regionale sull'autonomia. Io mi ricordo di riunioni 2 mesi fa dove voi avete chiesto per piacere portateci con voi in lista per poter rappresentare. Avete chiesto a dei partiti oppressori come noi di portarvi in lista. Mi scusi ma qui mettiamo i puntini sulle i. Noi abbiamo dialogato con tutti perché continuiamo ad essere un movimento che non ha un colore politico, né rosso, né verde, né giallo. C'è il consigliere che probabilmente qualcuno dei suoi c'era. Perché è un colore ed è un messaggio positivo, però non ha una bandiera, ok? Quindi abbraccia tutti e quello che io ripeto sempre quando vengo qui in quelle occasioni che mi vengono date, come appunto gentilmente questa sera,
è quello proprio di dire questo ai veneti, che questo è l'unico concetto che prende dentro tutte le anime venete, da destra e a sinistra, perché non ha un colore, l'unico colore che ha è l'ideale di libertà e di ridare alla gente il potere di esprimersi, perché quello che sta facendo questa politica non dà più la parola ai cittadini, la politica parla, non dà le soluzioni e tappa la bocca ai cittadini. Noi questo abbiamo chiesto, tanto è vero che quella legge che hanno votato in Consiglio, dove lei adesso entrerà, no, io non entro, che è stata, ecco, va bene, mi scusi, comunque chi entrerà, è stata votata quando è venerdì il 12, un anno esattamente fa, votata a maggioranza e tutti l'hanno tenuta nascosta, non ne hanno parlato con la gente non è stata informata e tutto quello che abbiamo subito in campagna elettorale, compresi i giornali che hanno messo il nostro marchio con un altro simbolo. Un attimo solo, facciamo parlare anche la signora Giacomazzi, che sennò non riesce a dire la sua. Volevo chiudere, è dimostrazione del fatto che non è un fattore secondario l'indipendenza, ma era un fattore che tutti sapevano benissimo quanto valeva, altrimenti non nasceva una lista o qualcuno che a 5 giorni prima di presentare le liste ha cambiato il proprio simbolo per metterlo con un nome che ha Indipendenza, Veneto e un noi grande che bisogna guardarlo con una lente di ingrandimento, perché io a 40 anni passati non lo leggo più, ok? E la dimostrazione lo è che quando siamo andati a vedere, io presente anch'io nei seggi elettorali, chi ha votato con Indipendenza Veneta ha scritto sempre i nomi dei consiglieri e quindi sapeva che voleva quelle persone, e questo non è un voto di protesta, è un voto convinto. Chiaro, purtroppo il peccato è che il simbolo è stato quello che ha danneggiato, perché purtroppo su quel simbolo beffardo c'era il nome invece di un presidente candidato, che era Alessio Morosini. Allora, prego, deve dire qualcosa, perché sennò non riesce a parlare. No, mi scusi, io avrei un fiume. Le donne hanno un fiume, impeto. Un fiume da rispondere. Sì, io mi riallaccio perché comunque in ogni caso il percorso che noi abbiamo così intrapreso riguardo all'indipendenza è un percorso che comunque si basa sulle inesistenti risorse finanziarie che avevamo a confronto di tutti quelli che sono i partiti. Quindi però per capire i nostri telespettatori, perché secondo voi non è stato capito il vostro messaggio, è stato ritenuto un voto sprecato, un voto buttato, si è confuso, come diceva, con un mix generico? È stato il massimo che potevamo ottenere per dove noi riuscivamo ad arrivare, nel senso che non abbiamo fatto la pubblicità che ha fatto i mega cartelloni Tosi e Zaia, perché non avevamo i soldi per comprare la pubblicità prima della campagna elettorale, non avevamo la possibilità di andare alla TV nazionale e quindi, per esempio, vedi il caso dell'esclusione di Alessio Morosin su Sky TG24, quando sono stati presentati 4 candidati e non i 6 che in realtà concorrevano alla campagna elettorale. Quindi c'è stata una comunicazione che non è arrivata per voi. Diciamo di propaganda è stata gazebo, assemblee, riunioni, serate, e devo dire tra l'altro sempre con il pieno veramente da parte delle persone, tutti coloro che hanno percepito e sentito il messaggio, che è un messaggio che va oltre anche l'aspetto dell'ideale, perché ti dicono è vero, quando l'indipendenza ti entra nel cuore non se ne va più, e tutti coloro che hanno percepito questo messaggio l'hanno portato e sono andati, e come diceva Silvia, sono andati in cabina elettorale, hanno votato, hanno scelto indipendenza e hanno scritto anche il nome del candidato. Ma al di là di questo, io volevo chiedervi, e dopo passo la parola a 5 Stelle perché mi ha chiesto anche la parola, solo quest'ultimo aspetto qui, non è che però c'è stato anche una scissione tra diversi gruppi che poi hanno giocato sul marketing, cioè se voi foste stati più compatti forse avreste avuto anche un risultato. Io ho fatto più di 100 gazebi. Complessivamente fatti, intendo, montati, smontati, parlato con le persone, le do la risposta. Le persone mi dicevano prima di sentir parlare di indipendenza: io voto Zaia perché non vinca la Moretti. Esattamente. Vabbè, allora quindi è stata una scelta. Quindi voglio dire, nel momento in cui dopo parlavano con noi e parlavano e capivano, comprendevano l'indipendenza, sceglievano indipendenza veneta. Sì, no, ho capito il discorso, quindi è chiaro. 5 Stelle. Inciso solo, Zanon continua a dire, hanno scelto la continuità. Zaia ha sposato strumentalizzando l'indipendenza. È inutile che continui a dire hanno scelto la continuità e ci hanno tolto il 2,7%. No, parla di autonomia. Parlava di autonomia. Attenzione, lo sa benissimo Morosini, ce l'ha spiegato 3000 volte. La legge è stata approvata, la legge sull'indipendenza, la legge 16, la nostra.
da tutto il Consiglio regionale, il no, 12 giugno scorso. Volevo perché deve rispondere a lui della Lega. No, perché ha fatto un'obiezione, dopo risponde, però devo dare 5 Stelle perché me lo sta chiedendo la parola da Mo, prego. Beh, allora, io sono... Però non voglio... Sì, io sono un po' stupito per quello che ho sentito dire questa sera, perché ho come l'impressione che alcuni argomenti vengano agitati un po' come arma di distrazione. Un po' come diceva il filosofo una volta, quelli che sono i divertissement, cioè quelli che sono delle cose che servono per distrarre le persone dalla sofferenza che esse hanno. Quindi io vedo il tema dell'immigrazione, così come anche altri temi, per esempio quello delle moschee, così come quello delle famiglie tradizionali, transgender e tutte queste cose qua. Tutti questi temi che hanno una fortissima valenza ideologica servono ottimamente a dividere l'elettorato, fare bianco-nero, fare Milan, fare Juve, fare questi meravigliosi scontri di piazza. Però nella buona sostanza, quando poi improvvisamente le forze politiche si trovano a governare, questi atteggiamenti pregiudiziali ideologici passano non in secondo, in terzo o addirittura in quarto piano. E allora noi vediamo, se andiamo a vedere, che cosa succede per esempio a Venezia con quello che è l'indagine sul Mose. Scopriamo che destra, sinistra, centro, sotto, giù e giù, tutti quelli che avevano qualcosa a che fare sono stati implicati ed entrano ed escono dai domiciliari, dalla galera e quant'altro. Una retata che ha azzerato i vertici di tutta la politica che va dalle forze cosiddette di centro-sinistra dalle forze cosiddette di centrodestra. Improvvisamente tutte le questioni ideologiche vengono sorpassate, ci sono milioni di euro da spartirsi, come Mafia Capitale d'altra parte, se vogliamo portare. Mafia Capitale è una cosa che ci riguarda già meno, ma noi abbiamo per esempio, parliamo della Pedemontana, pochi sanno che cos'è, è un'opera che trasversalmente taglierà tutto il Veneto, in una delle zone più paesaggisticamente più belle che abbiamo. Vabbè, abbiamo il mare, abbiamo le Dolomiti, ma ci sono anche la zona delle pianure prealpine che sono meravigliose. Una strada, una superstrada a pagamento, quindi i veneti non la useranno mai, perché mai più la useranno per spostarsi, per fare i pendolari, una superstrada a pagamento, che sta traforando e sta facendo scempio del nostro territorio. Un'autostrada una superstrada a pagamento, che non si sa bene preciso chi la userà, se questi progetti saranno effettivamente utili o no. Nel frattempo però paga, opere che vengono preventivate per pochi milioni di euro, improvvisamente dopo 5-6 anni sono lievitate a 4, 5, 6, 7, 8 Ma ad esempio si vede che questo non è un tema sentito così fortemente dai cittadini del territorio. Ma chiaro, perché il divertissement funziona. Perché funziona, eccolo là, sta arrivando con la barchetta, guardalo che ti prende i 35 euro, via 1 milione per procrastinare i pannelli e far venire la ghiaia dalla Croazia. Eccolo lì, quello lì che si sta aprendo la moschea e vai, facciamo un altro traforo. Quindi secondo lei questa... chiedo, Favero concorda su quanto sta esponendo? Ma in parte sì, dopo bisogna vedere. Secondo me c'è un sviare allora, ritornando al discorso che aveva già affrontato Silvia molto bene prima, questo territorio ogni anno si fa derubare, che il termine giusto è questo, di 20 miliardi di residuo fiscale. E questo è il problema del Veneto. Naturalmente sul fatto della Pedemontana non entro nel merito specifico, noi abbiamo delle strade però che sembrano più delle mulattiere ormai. La strada, ad esempio la provinciale che da Cittadella va a Vicenza, ormai ha delle buche e non ci sono nemmeno i soldi per fare le opere di ordinaria manutenzione. Allora c'è un impoverimento totale del nostro territorio. E poi c'è qualcuno che ancora dice che la soluzione non è l'indipendenza. È l'unica soluzione possibile se vogliamo dare ai veneti una speranza. Perché comunque sia, lo dicevamo prima e lo diciamo ancora adesso, che ci sia Zaia, che ci sia la Moretti, che ci sia chi si vuole, anche Tosi, resterà comunque un amministratore dello Stato italiano e ogni anno avrà sempre la solita manfrina e verrà a dire: ragazzi, mi dispiace, non ci sono i soldi. Andiamo lì con la questua a chiedere e poi Renzi dirà: mi dispiace, ma i soldi non ci sono. Allora voi veneti, cari miei, datevi da fare, fate ancora un residuo fiscale più abbondante, perché poi ci pensiamo noi a scialacquare il denaro pubblico prodotto dai veneti. Questa è la realtà. E andiamo fieri delle leggi sul lavoro, con i ragazzi a 500 euro al mese e i genitori sono contenti. Prego, Boron, deve dire qualcosa poi. Ma
a parte che volevo rispondere al discorso, al caso Mose che ha menzionato in maniera errata, perché quando parla di Veneto deve anche parlare di chi ha fatto il caso Mose, che è un appalto ed è un cantiere dello Stato e non della Regione, perché è un cantiere dello Stato, e la Lega non è stata minimamente sfiorata, anzi forse è stata colei che ha reso possibile qualche indagine in più, ecco, mettiamola così. Poi su quello, cioè, cosa vuole che dica? Io sono d'accordo con l'indipendenza, sono sempre stato d'accordo da quando da ragazzo mi sono iscritto alla Lega e ritengo anch'io che sia l'unica strada dell'autonomia, dell'indipendenza. Volesse magari la storia darci l'autonomia e se vuole darci l'indipendenza ancora meglio. Il fatto è quello, cioè noi abbiamo uno Stato che prosciuga risorse continuamente, basta pensare solo, e mi dispiace che non ci sia più il senatore del PD, perché magari dovrebbe spiegare alle amministrazioni poi come si pagano, no, i conti. Ad esempio l'anno scorso, ed è bello conoscere, i famosi 80 euro che gli hanno permesso il 40% sono stati pagati dalle amministrazioni comunali. A settembre dell'anno scorso è arrivata una letterina presso i comuni dove diceva che il riparto del fondo di solidarietà, il cosiddetto fondo di solidarietà che il comune di Padova paga per 30 milioni di euro fino all'anno scorso, quest'anno addirittura avevano paventato 36,5 e forse 40, cioè quindi 10 milioni di aumento del fondo di solidarietà. L'anno scorso dovevano stornarne 3 milioni per la quota di Padova, ne hanno stornate 1,4 milioni perché a settembre è arrivata una letterina dove dicono guarda che il 1,6 milioni ce lo tratteniamo a copertura finanziaria degli 80 euro. Ci sono lettere pubbliche, atti pubblici. Infatti. Quindi ecco, cioè, se pensiamo solo che il comune di Padova, perché bisogna conoscere il comune di Padova, di fondo dell'IMU che incassa, di tutta l'IMU che incassa, di attività produttive, capannoni, abitazioni, di tutto quello che incassa, versa delle attività produttive 15 milioni allo Stato. Di quello che incassa da parte ovviamente delle abitazioni, il fondo di solidarietà fino all'anno scorso era di 30 milioni, quest'anno si paventa da 36,5 a 40, vuol dire che noi versiamo più di 50 milioni di euro alle casse dello Stato senza vedere una lira. Basterebbe potersi tenere i 50 milioni dell'IMU per avere un bilancio che si permette di fare tutte le manutenzioni e gli investimenti sulle scuole, sugli asili, sulle strade, l'occupazione, il lavoro sul territorio padovano. 50 milioni di euro. Però noi abbiamo uno Stato che purtroppo, io l'ho imparato da tanto tempo, è bravissimo, no? È bravissimo a mettere le mani in tasca, a prelevare quello che gli serve e poi ti condiscono magari il tutto con il fatto che ci vuole la solidarietà dei profughi che arrivano e lì bisogna essere tutti buoni e accondiscendenti. Cioè, mi piacerebbe che qualche volta qualcuno del PD, mi dispiace che non ci sia, andasse veramente a parlare con le persone, a capire quali sono le necessità e i bisogni e soprattutto a vedere le difficoltà che ci sono, perché quando parlava di qualche strada qui vicino mi immagino che parlasse di Via Anelli è iniziata così. Via Anelli è iniziata con il confinare in qualche appartamento una decina di profughi venuti dall'Africa e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Le aggregazioni sono pericolosissime. Stiamo creando tante Via Anelli in giro, stiamo creando tante situazioni di difficoltà. Oggi ovviamente sostenute con l'emergenza, io immagino, cioè, la difficoltà che avremo fra qualche tempo, fra qualche anno, di sostenere, perché questi non è che oggi li dai da mangiare perché sono arrivati in difficoltà e domani se ne vanno via, rimangono qui in pianta strutturale, quindi quando rimangono qui avrai la necessità di trovare rimedio oggi, domani e dopodomani. Solo per parlare di profughi. Sulla Lombardia, che Maroni ha dato il monito, la Lombardia avanza 160 milioni di euro dallo Stato di quote sanitarie
per il mantenimento dei profughi e chi arriva con l'immigrazione incontrollata qui, che vanno a curarsi, giustamente fanno la cura, e che lo Stato ha detto che dovrebbe risarcire, dovrebbe pagare. Avanzano 160 milioni di euro. Se poi vogliamo continuare così, mi sa che non mancherà molto che lasciamo terra bruciata a tutti, perché poi alla fine non ce n'è più per nessuno. Mi auguro che la gente si svegli prima. Qua c'è una nota della segreteria del PD che si chiede come mai nel Veneto il Partito Democratico non riesce a intercettare, interpretare i bisogni dei veneti e tradurli in un programma di governo comprensibile. Quindi questa è un po' la domanda, e quindi vuol dire che ancora non ha avuto una risposta. Sì, ma vedevo solo la ripartizione dei profughi, no? 9% in Lombardia, 8% in Veneto, Toscana 4%, Umbria 2%, Marche 1%. Cioè, ovvio, le regioni dove sono loro che governano, l'Emilia Romagna 5%, le regioni dove sono loro che governano tengono bassi i flussi dei profughi e dell'immigrazione, e quindi tengono ancora quel consenso, anche se iniziano a perderlo, perché i dati sono quelli. Da noi ce li buttano, ieri hanno annunciato 5.000 nuovi arrivi nel nord. Quindi... Do la parola a Conte, anche l'altro. Un attimo solo che siamo in pubblicità, pochi secondi, dopo vi torniamo con noi.